Caro Renzo, buongiorno. Caro professor Maggi, lei è sempre divertente e stimolante. Ma mi fa piacere. Poi siamo a casa sua. Sì, sembrava più una pubblicità di un anticoncezionario, però questa ce la teniamo per conto nostro. Allora, in settimana scorsa, a dire la verità, mi ha chiamato un gruppo di persone di Mea. Mea è una frazione di Portoviro, perché ci hanno chiuso un ponte e la strada unica per entrare nel paese è dissestata. Partiamo da questo presupposto, solidarietà agli amici della Mea, eccetera eccetera. Però come può un comune in questo momento che ci sono poche economie eccetera a gestire il problema frazioni? Deve metterci più attenzione. Ti racconto la mia storia personale. Quando sono diventato sindaco di Rovigo, poco, però sono stato sindaco, credo nella storia del recente 100 anni del comune di Rovigo, l'unico sindaco che ha continuato ad abitare in frazioni, perché io abito in una frazione che si chiama Cantonazzo, è in piena campagna, a 5 km dal centro, perché tutti gli altri prima di diventare sindaco o dopo diventare sindaci si spostano al centro, in città, perché è il centro. È una questione culturale, è una questione di cultura, è una questione di attenzione, perché le parti periferiche già subiscono l'oltraggio dell'emarginazione culturale di sentirsi periferia. Quando poi sono isolati, mamma mia, è una questione culturale, perché se te gasta cultura te accantoni in questo senso. Però parlando delle frazioni che conosco, Occamarina per esempio, hanno chiuso l'unico distributore di benzina, non c'è una banca, hanno chiuso le scuole elementari perché non ci sono bambini. I servizi, non so, le corriere quante volte passano per Occa, penso al massimo un viaggio, la posta arriva ogni 3-4 giorni. Mamma mia. Detto questo, non c'è neanche un'attenzione a livello nazionale per questo. No, hai ragione. Ed è uno dei ricordando che l'Italia poi ha prevalenza rurale, quindi ci sono un sacco di frazioni, piccoli paesi. Pensa che il paradosso è che se tu fondi i comuni hai più forza economica per tutelare le frazioni, perché un comune piccolo che ha 2 frazioni è chiaro che ha scarse o poche risorse per poter soddisfare le esigenze di quelle 2 frazioni. Se il comune si fonde con un altro, si sommano i soldi e si possono, in più hai un premio da parte del governo se fai la fusione per circa 10 anni, hai più risorse per tutelare ed aiutare le tue frazioni. In questo caso sembrerà un paradosso, ma non lo è. Più fondi comuni, più ci sono risorse per le frazioni, ma è culturale. Sì. Però facciamo un link come al solito. Sì. Ricordo Leonardo Raito, sindaco di Polesella, che aveva provato a fare l'unione con Frassinelle. Polesella, molto più grande di Frassinelle, ci stava nel referendum, e Frassinelle non ha voluto, che aveva tutto da guadagnarci. Certo, è uno dei grandi problemi della nostra provincia. Pensa che Frassinelle ha detto di no alla fusione e non c'è stato nessuno che abbia avuto il coraggio di scrivere un documento e metterci sotto la firma e la faccia dicendo sono contrario. Però il 65% ha votato contro. E quindi con questi presupposti che ancora fare mucho strada. Ma allora, visto che è tutta la settimana che parliamo di Italia 2.0, ci arriveremo? Sì. Secondo te i giovani che si affacciano, che fra pochi anni avranno loro in mano la situazione dell'Italia, hanno gli strumenti culturali eccetera di apertura mentale per farlo? Non tutti, però siccome chi vota è dai 18 anni in su, ci sono anche quelli che hanno più anni, quindi ci siamo anche noi, e quindi noi non ci sottrarremo a dare il contributo per aiutare le fusioni. Ultimo link, e grido che vorrebbe tirare via il voto agli ottogenari? Posso censurarmi da dire quello che penso su Grillo? Perché ne hai facoltà. Mi censuro perché Grillo è incommentabile. Anche incontrollabile. Ma non è casuale, nulla di quello che fa Grillo, nulla è casuale, non bisogna sottovalutarlo, nulla è casuale. Ma questa è un'altra storia. Ne parleremo un'altra volta. Arrivederci. Okay.